Trovati, è il momento di Corner. Come ogni lunedì siamo all'epilogo di una stagione della regular season che ha proposto tante emozioni, tanti alti e bassi, tanti momenti di incontraddizione per quanto riguarda la storia del Catania, perché di Catania noi durante Corner parliamo a lunedì sera. Cercheremo di fare il punto, di tirare le somme della stagione regolare e ci proietteremo chiaramente con un ponte immaginario, per il momento virtuale, ai playoff che comunque, come sapete già, slittano di qualche giorno, appena di qualche giorno, per via del ricorso pendente davanti al collegio di garanzia del CONI presentato dal Taranto. Parleremo di questo nel corso di questa puntata e lo faremo come sempre con Angelo Patanè. Buonasera Angelo, buonasera a tutti gli ospiti che sono padroni di casa oggi, quindi oggi davvero una bella serata in famiglia. Grazie ad Alessandro Vagliasindi. Ben trovati. Alla mia sinistra c'è Angelo Micale. Buonasera a voi. Posso chiedere subito una cosa a Micale? Aspetta, non abbiamo finito ancora le presentazioni, ma non puoi, ma veramente. Scusa. Sorry. Vorrei andare adesso da Naomi, Sorry. Esattamente, no. Sorry. Ci spieghi e spieghi a tutti come fare per interagire con noi? Mi può salutare, Patè, mi può salutare? Sì. Grazie. Come vi spiego quello che potete fare, ciò che avete fatto fino ad oggi, ogni puntata, cioè mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp. Penserete che bello, adesso sappiamo che faremo i playoff, non ci saranno calcoli matematici durante questa puntata. Preparate i neuroni perché anche oggi ne vedremo delle belle. I primi 10 non vincono nulla. Esatto. Questa sera non si vince nulla. È vero, stasera non si vince nulla. Grazie. Allora Naomi, torniamo da te fra non molto. E adesso, visto che ci siamo, un saluto anche ai cugini. Ragazzi, ci siete? Sì, ci siamo molto più rilassati. Siete molto rilassati. Durante la partita nei minuti finali abbiamo perso tutti 20 kg più o meno. Io un po' meno. No, tu li hai recuperati subito. Io un po' meno. Va bene, d'accordo. Grazie. Allora, fra poco torneremo anche da voi, avremo anche un collegamento in esterna. Prima di iniziare le nostre discussioni, le nostre disamine, i nostri approfondimenti e prima di vedere anche la copertina, permettetemi di ringraziare a nome di tutta la squadra, ma proprio tutta la squadra che si occupa di sport, le persone che ci stanno, che ci seguono con immenso amore, immagine e passione da casa, perché sabato nel corso di Diretta Stadio c'è stata l'ennesima riprova dell'affetto che c'è per queste produzioni sportive, la scorsa settimana anche per Corner, e quindi grazie a tutti voi per questo affetto che testimoniate chiaramente con i dati che vengono forniti poi da Auditel, quindi non siamo noi a fare questi dati. Possiamo dire che abbiamo fatto dei ottimi record ascolti. Bellissimi record, davvero belli di ascolti. Mentre Micale, prima che poi mi passa la domanda, volevo chiedere, ma te la ricordi tu una stagione, tu che sei praticamente la preistoria del calcio, la storia, no, e il contemporaneo, ma te la ricordi una situazione del genere? No, una situazione del genere non si è mai vista. È una squadra che con 17 sconfitte si ritrova comunque a spareggiare per i playoff. Io non l'ho mai vista, ma poi soprattutto l'alternanza di questa squadra. Ripeto, questo è Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè non sappiamo chi scende in campo, poi i giocatori sono sempre gli stessi, ma in realtà è come se fossero sempre diversi, per cui può succedere realmente di tutto. Questa squadra è capace di andare a vincere a Benevento 4-0 e poi fare partite vergognose come quelle con la Turris, o comunque come partite proprio assurde come il Monterosi, cioè non è una squadra normale. Ecco, non è una squadra normale, però non essendo una squadra normale, a questo punto può succedere realmente di tutto e di più. Ogni volta a fine partita io dico sempre: ma questi chi sono? Chi sono? Quelli che hanno giocato la settimana prima o quelli che giocheranno la prossima settimana? Soprattutto chi saranno? Perché può darsi che entreranno ancora degli altri giocatori diversi che però hanno sempre lo stesso nome e la stessa faccia. Allora, devo dire che a fine partita, al 90esimo minuto, 96esimo quello che era, io ho ricevuto un messaggio da Micale che diceva esattamente queste stesse cose che sta dicendo adesso in diretta. C'è una squadra che è capace di fare veramente di tutto. Allora noi
rivediamo la partita, l'ultima della stagione di campionato diciamo regolare, e poi cercheremo magari di fare altre discussioni, altri ragionamenti. Rivediamo nel montaggio di Ottavio Longo il match tra il Catania e il Benevento. Il Benevento batte l'inizio di questa partita, 90 minuti saranno lunghissimi, calcio d'angolo è il primo e poi di testa alla traversa, incredibile. Ciccarelli batte il calcio d'angolo con il destro, la girata di Sanchez, il gol di Ciacci, il gol di Pietro Ciacci. Conta alla rovescia perché già i 6 minuti di recupero sono trascorsi anche 25 secondi. Oltre il sesto minuto di recupero. Angelo torna, va in Cina e noi ci giochiamo i playoff. Grande Angelo. E noi ci guardiamo i playoff. Questa squadra è una squadra di mascalzoni. La squadra oggi ha fatto qualcosa di eccezionale. Cioè, non ce lo dimentichiamo, era un momento delicato. Oggi ha fatto qualcosa di eccezionale, non parlo di campionato, oggi ha fatto qualcosa di eccezionale perché era una partita da dentro o fuori. Dunque, i playoff ci sarà tempo di pensare e di fare altre cose. Allora, praticamente Ottavio ci ha raccontato tutta la partita, anche con le dichiarazioni finali di Michele Zeoli. Ripartiamo da quando diceva prima Michele. Questa è una squadra che è imprevedibile, che può fare tutto e il contrario di tutto, però permettetemi di fare questa osservazione, soprattutto nelle partite che non hanno diciamo, la possibilità di avere una rivalsa, una rivincita, questa squadra ha fatto e ha dato il meglio di sé. Ci possono essere delle condizioni particolari per cui, lo chiedo ad Alessandro, ha questo tipo di struttura mentale? Io credo che sia un problema di gestione, l'ho detto più volte, perché i giocatori sono gli stessi e non è un caso che la partita Catania-Benevento è stata preceduta da un ritiro punitivo di 4 giorni che evidentemente ha fatto sì che venisse fuori quello che non si era visto per esempio contro il Sorrento. Alessandro, ti interrompo perché c'è un messaggio che fra poco passerà, ma parla proprio di un ritiro a partire da ora fino alla fine dei playoff. Perché no? Perché insomma, si ricordano anche alcuni mondiali, alcune squadre che sono andate in ritiro proprio per preparare. Io ho l'impressione che durante l'anno ci siano state tante settimane di vacanza per questo gruppo, quindi ora compensarli con qualche settimana di ritiro non mi sembra un'idea campata in aria. Prego, Angelo. Se devono fare questo ritiro fuori dalla Sicilia. Dove? Cioè si devono isolare da qua fino al 15 maggio, cos'è? Il 15, 14? 14 maggio, la prima partita. Sì. Che lo facciano lontano. Sono d'accordo. Molto lontano. Se poi mi vuoi chiedere se questo tipo di reazione sulla partita dentro-fuori può essere un trampolino
per fare pensieri sui playoff, io ti rispondo di no. Proprio te lo dico in maniera netta e secca, perché qui non saranno partite dentro o fuori 2 partite, qui sono ipoteticamente 8 partite distribuite dal 14 maggio al 9 giugno, quindi sono 26 giorni, 8 partite. Ricordiamoci che questa squadra in tutto il campionato non è riuscita a fare più di 3 risultati utili consecutivi e ha avuto un rendimento esterno terrificante. Poi andremo anche sui dettagli dei possibili incroci, test di serie, tabellone, ci arriviamo. Però se vuoi la mia su quella che può essere la proiezione di questa stagione scellerata in vista playoff, io non credo che il Catania possa ambire al sogno che tutti ovviamente abbiamo nel cuore. Però, Alessandro, le mie favorite sono Avellino, Benevento, Vicenza e Padova. Alessandro, una di queste però 4 squadre secondo me vincerà i playoff. Tu playoff. mi insegni che nel calcio non c'è niente, diciamo, di assolutamente scontato. No. Io ricordo il Cosenza molti anni fa, partecipò ai playoff, da ultimo praticamente si inserì quasi alla fine e portò a casa la Serie B. Qualche anno fa il Palermo non era ultimo, credo quinta in classifica, ha portato però a casa... hai citato, perdonami, 2 squadre che avevano in panchina 2 allenatori con 500-600 panchine, Braglia e Baldini. Però non per un demerito di Zeoli, attenzione, però noi oggi ci troviamo ovviamente incastrati in una lotteria con un allenatore giovanissimo che non ha esperienze specifiche. Magari di questo tipo. l'entusiasmo può servire a per questo. carità, però dico Braglia e Baldini, stiamo parlando di 2 totem della Serie C. Abbiamo sentito, Alessandro, ora le stesse riflessioni e le stesse considerazioni in 2 minuti, non più di 2 minuti. Sì, no, non farò le stesse riflessioni. Micale, però anche tu. Perché vedi, sì, ma Angelo, io non sapevo ancora cosa dire, però ho capito dove andavi a parare. Nel calcio non si inventa nulla e nella storia non c'è quasi mai nulla di così clamorosamente nuovo. Vitangelo Moscarda è il protagonista di uno dei più bei romanzi scritti della letteratura siciliana, no? Di Pirandello, Uno, Nessuno e 100.000. E la storia di Vitangelo... Che rispolveriamo. La storia di Vitangelo è un po' la storia del Catania, no? Perché nella letteratura il protagonista di questa storia entra in crisi perché non si riconosce e soprattutto si rende conto che la sua crisi di identità è dovuta al fatto che Angelo, perdonami, ciascuno... posso rispondere al volo a questa domanda? Mi chiede un telespettatore se il 14 il Catania incontrerà una squadra del girone A o del girone B. Non lo sappiamo. Può essere del girone A, del girone B o del girone C. No. Quello che è certo è che il Catania in quel turno sarà a testa di serie. Poi spiegheremo meglio dopo. Scusami. Allora, no, dico, la crisi di identità mi viene perché ciascuno che guarda Vitangelo lo guarda con occhi diversi e proprio per questo motivo ne viene fuori Uno, Nessuno e 100.000. E in realtà questo Catania è stato sicuramente uno nel momento in cui ha vinto la Coppa Italia, nel momento in cui è riuscito a vincere, come diceva Alessandro e anche Angelo Micale, le partite importanti, le partite secche. È vero, non sarà un campionato a dentro e fuori, no, non sono 8 partite. partite potenzialmente. Un vero e proprio. È riuscito ad essere nessuno perché è stata una delle peggiori squadre che questa storia calcistica ricorda e poi è stato la anche peggiore, Andrew. Una delle come peggiori. Sconfitte Sì, è la peggiore d'accordo. Da quando il Catania ha disputato i campionati di Serie C, è la peggiore in E assoluto. poi non è stato 100.000 ma sono stati almeno 20.000. I 20.000 sono i tifosi che hanno... I 20.000 però, Angelo, che a fine partita... Ci stavo arrivando. Ecco. I 20.000 che hanno accompagnato il Catania sistematicamente dal momento in cui possiamo raccontare la storia dei dilettanti accompagnandolo sulla fiducia anche nel primo campionato professionistico della Presidenza Pelligra. E 20.000, come 20.000 competenti di calcio, hanno in alcuni casi applaudito, in altri casi fischiato. Ora, qualcuno si è... Permettimi una cosa, Angelo, perché però sono stati molto intelligenti e accorti nell'ultima partita, Esatto. Perché hanno sostenuto la squadra per tutti 97, 98, 100 minuti, alla fine, se c'era da contestare,
hanno fatto vedere questo striscione e hanno fatto intendere qual è il loro punto di vista. E posso dire che il rispetto che si deve a chi paga un biglietto e assiste a una partita di calcio non può essere condizionato dalla vittoria di una partita. Mi ricordo che Maldini, la bandiera del Milan, nel momento dell'epilogo della sua carriera davanti San Siro, Maldini ha vinto tutte le coppe, le Champions League, Coppe dei Campioni. Insomma la bandiera del Milan, da una frangia di tifosi del Milan venne addirittura fischiato, forse la situazione un po' rovinò quella festa. Ora, il fatto che ieri abbiano fischiato Chiricò, che a fine partita abbiano fischiato in parte la squadra dicendo beh, non avete fatto nulla di eccezionale, fa parte del gioco, fa parte del senso di misura, e sicuramente ora sarà compito della squadra trasformare in questo miracoloso momento quei fischi in applausi, perché Catania non aspetta altro che vedere finalmente quel pizzico di continuità che è mancato in questo torneo. Devo dire che quasi ce l'ha fatta, 4 minuti. È stato interrotto un paio di volte, però ce l'ha fatta. Naomi, da te per 3 messaggi, proprio 3. 3 messaggi, scrivono: siamo passati da un incubo a pagamento a un sogno gratis. Comunque vada Forza Catania, Piero Postino. Gratis non penso, perché paghiamo con la salute mentale. Salve, dice mia moglie, che lei se ne intende, cosa sarebbe successo se il Catania avesse pareggiato? Allora è vero che le donne poi rimangono alle cose passate, non ci pensiamo. I play-out. Avrebbe fatto i play-out con il Monterosso. Vabbè, tu però, capito. Poi c'è una domanda di interesse pubblico e quindi ve la sottopongo. Padanè, un'idea fai a lampada. E per il momento ti fermerei qua. Mi interessa, facci sapere. Grazie, ci fermiamo, qualche momento di pubblicità e poi torniamo ancora. Rieccoci di nuovo in studio. Allora Alessandro, ora facciamo un momento di Amarcord, perché stamattina mi ha telefonato di buon'ora. Ha detto, sai che cosa ho pensato? Lo racconto perché così. noi non abbiamo WhatsApp, Noi quindi non abbiamo WhatsApp, ci quindi sentiamo ci al telefoniamo, telefono. ci telefoniamo. O arrivano gli SMS. Però diciamo che per essere un po' più moderni, anche i segnali di fumo da casa tua, però guardate, quello che mi ha detto lui non era facile scrivere su WhatsApp oppure un messaggio, perché mi ha detto, sai cosa ho pensato? Ho rivisto nella mia mente tutti i gol importanti che ha fatto il Catania sotto la curva sud, e allora mi ha elencato questi 4 gol che per lui sono importanti, e partiamo per dal tutti sono importanti. E partiamo dal 1999, giusto? 25 aprile. 25 aprile, sentiamo, anzi vediamo e commentiamo. Guardate, qui è una partita. Cicchetti, Roberto Manca, Catania 1, Messina 0. Sono immagini storiche, attenzione. E il Catania qui prende lo slancio per la promozione in C1, ancora esisteva la Serie C2. Qui andiamo invece alla playoff, alla finale playoff Catania-Taranto, l'andata. Questo è stato questo è il gol di Michele Fini. Bellissimo, no? Che poi valse la promozione perché al ritorno finì 0-0. Umberto Del Core, 2006, Catania Albino Leffe, tra 100 gambe. E Umberto Del Core che segna il gol vittoria, e poi Pietro Cianci. Quindi 4 gol che segnano dei momenti chiaramente differenti, ma importantissimi nella storia. Ma guarda che questo gol vale una promozione, quello di ieri vale la stessa portata di una e Alessandro proprio per questo ha evidenziato. Angelo, tu che cosa hai ricordato di questi gol, vedendo questi gol? Allora, sicuramente quello più emozionante di tutti è certamente il gol di Del Core, perché mentre il gol di Manca, quella squadra, cioè si capiva che era una squadra forte, che era una squadra che aveva e poi soprattutto era una promozione comunque su campionati un po' diversi, no? Quella lì invece la promozione in Serie A, dalla Serie B alla Serie A, quella è stato un giorno incredibile, perché ho cominciato il giorno prima facendo le serenate ai giocatori di Mondonico all'Hotel Nettuno a Catania. E quando parlo di serenate intendo un po' di sgruscio vario, come si suol dire, notturno, e poi naturalmente la tensione che c'era durante quella partita era qualcosa di incredibile, quindi quella partita ha diciamo un suono diverso. Paragonarla con il gol di Cianci di ieri,
onestamente mi sembra anche un po' troppo, per carità. Il gol di Cianci è importante, anzi a proposito ci tengo a precisare che una delle cose più importanti per questa squadra è proprio la rinascita di Cianci, perché finalmente il Catania ha un attaccante che segna. Voi direte, eh sì, ci vuole l'attaccante che segna, perché per il momento Di Carmine ancora sembra un po' il bello addormentato nel bosco, nel senso che non dà molti segni di vitalità. Mentre invece Cianci in questo momento da qualche partita dimostra di, usando un termine classico nel calcio, di vedere la porta, quindi di trovare le soluzioni. E come in questo momento sarebbe fondamentale che Cianci proseguisse fino alla fine, fino al 9 giugno così. Ci chiediamo ancora come mai fosse in panchina contro il Sorrento, questo rimane onestamente uno dei misteri. un mistero. Sono tanti. Allora, un paio di messaggi così diamo magari soddisfazione a chi ha scritto da casa. Abbiamo sofferto fino alla fine, speriamo in una stagione migliore. Buonasera a tutto lo studio, l'obiettivo è stato raggiunto, speriamo in questi playoff. Francesco Curva Nord. Buonasera a tutti, volevo chiedere a Patanese, ieri si mise il giubbotto e secondo lui come può tagliunnare un playoff a così? Mario, ormai parliamo tutta la stessa lingua, come può tagliunnare? Posso dire che il giubbotto l'ho consegnato a Carlo Breve che andrà in Cina a fare un po' l'ambasciatore del calcio italiano e questo è un onore per tutti quanti noi, un piacere. In bocca al lupo a Carlo. Gliel'ho proprio consegnato a lui, partirà con quel giubbotto e poi tornerà in tempo per il giorno in cui il calendario dice che è la Torna vigilia, prima del 9 giugno. è la vigilia alla finale. Ma chissà, mi faccio una finale col io lo farei anche il 9 giugno. Ma è una promessa anche però, attenzione. Ma vogliamo fare velocemente la sintesi di questo campionato del Catania con la grafica dei gironi a confronto, così Sì, vediamo allora grafica gironi a confronto. così anche per capire insomma l'andamento curvilineo di questa stagione del Catania. Allora, Che Alessandro aveva pronosticato per tempo, perché quando tutti quanti parlavamo, io per primo, di un Catania che a tutto poteva pensare fuorché a salvarsi, il fatto di essersi salvato dopo praticamente quasi un tempo di partita, dell'ultima partita di campionato, è stato sicuramente il più grande rischio che ha corso questa squadra, perché se non avesse vinto quella partita oggi parlavamo di play-out col e non Monterosso. so, e avremmo avuto dei tristi presagi. Allora, Ritorniamo vediamo sulla questa schermata per fare così anche dei ragionamenti. Allora, girone d'andata, 25 punti, 11ª posizione. Da evidenziare un rendimento casalingo pessimo, 3 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte e soprattutto 7 gol fatti in 9 partite. Fuori casa invece rendimento discreto con 14 punti in 10 partite e con diversi gol fatti, ma soprattutto pochissimi gol subiti in trasferta, 5 in 10 partite. Possiamo dire che in casa però Alessandro il Catania collezionò un numero di pali e traverse, però prestazioni d'accordo, da dimenticare. Quindi ci lasciamo con questo giro d'andata, 11° posto, 25 punti. Si lavora a gennaio per migliorare le criticità, quindi il rendimento interno, e il fatto riesce perché comunque tutto sommato, vedete nel rigo, l'ultimo rigo, 10 partite in casa nel girone di ritorno, 5 vittorie, 4 pareggi, una sola sconfitta, 14 gol fatti e 6 subiti. È come se il rendimento esterno del girone d'andata si è trasferito al Massimino, ma l'ecatombe è fuori casa, dove questa squadra praticamente fa un punto in 9 partite con la miseria di 6 gol fatti e quindi conquista complessivamente 20 punti nel girone di ritorno, meno del girone d'andata, e retrocede in classifica al 13° posto. Allora, A voi le considerazioni. No, Angelo. è la radiografia di una pazzia, cioè nel senso che è una cosa completamente senza senso. Non ha senso che nel girone di andata ci sia un rendimento che poi venga non sconfessato, completamente, come se non esistesse completamente fuori casa. Questo è dettato sicuramente da chi ha deciso di cambiare più volte allenatore, e chiaramente cambiano completamente i di valori. rifare la squadra. No, a parte il fatto, poi ha rifatto anche la squadra. No, rifatta proprio. Però là c'era un motivo, Angelo, perché cambia l'allenatore, si affida a Lucarelli praticamente il futuro e le chiavi di questa Angelo, squadra. per carità, io non lo metto in dubbio, soltanto che nel calcio, ma come in qualsiasi altro sport,
come anche nella squadre vita, si fanno in estate. l'importante è solamente vincere, non partecipare. De Coubertin secondo me non aveva capito completamente niente. Il discorso è molto semplice: se viene sbagliata completamente la squadra prima in estate e poi viene sbagliata anche a gennaio, e doppiamente, perché praticamente viene rifatta 2 volte, beh, la colpa di qualcuno sarà. Cioè, ci sarà qualcuno che ha delle colpe da questo punto di vista. Probabilmente adesso la squadra si è trovata anche in parte in una confusione mentale che non giustifica completamente comunque il rendimento che abbiamo visto, ma è indubbio che questa squadra comunque ha cambiato mano 3 volte e ha cambiato soprattutto giocatori completamente. Ricordiamo quanti giocatori sono cambiati a gennaio, adesso io non ricordo 12, bene il numero. 12 giocatori. Quindi praticamente è come se il Catania avesse ricominciato un'altra volta, doveva in pratica andare in ritiro più che altro per riuscire a capire, e si è impiegato un sacco di tempo, tra l'altro con giocatori non pronti atleticamente. Adesso cominciamo a vedere probabilmente qualche cosa, ma quando? Una partita sì e 3 no. Angelo, ma i cambiamenti non sono finiti in casa Catania, no, perché a breve ancora ne arriverà un altro, quindi non è una società che è rimasta ferma, è una società che probabilmente sta ragionando su quelli che sono stati anche quelle lacune meno evidenti, perché noi vediamo le lacune sul campo, ma evidentemente ci sono stati anche altri ragionamenti. Anche ai margini del campo. Anche ai margini del campo, quindi non soltanto una questione di campo, perché quella di tutta evidenza, che parte secondo me già a marzo dell'anno scorso. Se dobbiamo dare un punto di inizio è quando il Catania è già certo 19 marzo. Di avere vinto il campionato, e da lì non pensa di poter davvero organizzare la nuova squadra. Ma adesso, in questo flusso di cambiamenti, ne arriva anche un altro, perché a giorni arriverà un nuovo dirigente, arriverà un dirigente che si occuperà di marketing, un altro dirigente che si occuperà di marketing, ed è pronto ovviamente ad insediarsi nel contesto societario. È un dirigente che ha spiccate competenze, ha un curriculum molto importante, conosce Catania per averla vissuta nell'arco degli ultimi 5 anni come responsabile di marketing di una importantissima azienda, rinomata a livello internazionale, ed è comunque un dirigente che è pronto a entrare nella stanza dei bottoni, nella cabina di comando. Ovviamente bisognerà capire cosa succederà, se ovviamente questa presenza diventerà una presenza ingombrante per qualcun altro, o se comunque sarà un'aggiunta a quello che già c'è. La replica di Nicastro. Se parliamo, scusami, aggiungo e poi ascolto finisco. No. È anche uno che ama il calcio e che, pur essendo genovese, ma con tutto questo quiz lo vogliamo dire come si chiama questo signore? No, non lo possiamo dire. No. Negli ultimi 5 anni ha vissuto guardandosi le partite del Catania, senza sapere che prima o poi sarebbe stato dirigente. Pensa. A proposito di novità, programmazione, futuro, ne abbiamo parlato oggi durante Anteprima Corner, risponde al vero che ci sono stati dei contatti tra il Catania e Checco Palmieri, ex attaccante del Lecce, ma soprattutto stimato dirigente prima del Parma, ora da 3 anni al Sassuolo, sì, settore giovanile del Sassuolo, che ha concluso il suo ciclo a Sassuolo, ha già detto a Carnevali che vuole insomma provare un'esperienza professionale diversa, e ci sono stati diversi contatti tra il Catania e Checco Palmieri, che potrebbe essere tra i candidati, diciamo, più autorevoli a rivestire la carica di direttore sportivo la prossima stagione, e che potrebbe portare in dote tutta una serie di contatti nella parte nobile del calcio italiano, sia per conoscenza dei settori giovanili, ma soprattutto conoscenza del calcio insomma, che conta, e potrebbe da questo punto di vista trarre delle idee, degli spunti per costruire di talenti, di ragazzi, e anche di dirigenti, e anche di dirigenti.
e proprio per questo motivo c'è un metodo di lavoro che ha portato in auge negli anni allenatori, dirigenti, calciatori. Il ciclo è finito. Ora è finito perché sta anche per retrocedere, ma dico, questo è uno dei nomi che segnaliamo nella proiezione futura. Allora, ci del torneremo Catania. magari più avanti nella trasmissione. Adesso io vorrei perdoni Angelo, solo per completezza, e lo ringrazio, Salvo Emanuele, direttore di calciocatania.com, giustamente mi segnalava come anche il gol di Rocco Costantino, che è valso la vittoria della Coppa Italia, è stato realizzato sotto la curva sud. Quindi nella magia di quello che abbiamo raccontato prima ci mettiamo anche il gol di Costantino, che ha portato il primo trofeo della storia del Catania. Allora, io in attesa di collegarci, speriamo di poter collegarci con Pino Rigoli, vorrei sentire i cugini, così spezziamo le nostre discussioni che abbiamo fatto fino adesso. Poi vengo da te, Naomi, perché sono tanti messaggi. Prima dammi 2 messaggi soltanto e poi andiamo dai cugini. Oggi però 2, 3, ma che dobbiamo fare? Vabbè, comunque, scrivono adesso tutti sul carro dei vincitori. Playoff, nulla da perdere, chissà. Carretto semmai, proprio un carro non mi sembra, vabbè. Per i playoff propongo Naomi centravanti. Enzo, non mi provocare che già te lo dico, te lo dico. Poi mi segno i messaggi da leggervi. Ciao a tutti mittidici, Catina, stasera Patanevi, chi è scatenato. Ed è partito solo dal secolo scorso con Pirandello, pensa alla puntata precedente dai greci. Quindi, anzi, oggi ci è andata bene. L'ultimo, grazie mille, Zeoli, Audantes, Fortuna, Juvat, Alessio, 1942, la fortuna aiuta gli audaci. Brava, Prego, grazie. prego. Adesso andiamo dai cugini, ragazzi. Allora, vorrei fare con voi, se siete d'accordo, appena intanto 2 quotidiani, poi torniamo in studio, torneremo da voi fra un monto. Intanto un paio di quotidiani e vediamo i titoli più importanti in questa prima tornata. Il boss è lui, quindi non possiamo. Quindi mettiamone 2 e partiamo col chianchiere dello sport. Che intitola "L'incubo è finito, bene, vento di playoff". Il Catania batte le seconde linee del Benevento salvando la categoria ed un po' la faccia. Sì, un pochettino sì. Vediamo cosa dicono i mister. Zeoli analizza la gara con Campani. Contento delle prestazioni dei giocatori, è stata una buona partita. Playoff? Non lo so. Adesso voglio riposarmi anch'io, perché come tifosi ho perso 20 kg solo per lo stress. Vero. Il segreto di questo successo lo confiderò solo a Nando. Allora siamo su è in una botta di ferro. Esatto. L'allenatore del Benevento Auteri. In settimana ho fatto vedere i filmati per capire l'avversario e l'unica cosa che hanno capito è stato come passeggiare in campo. Magari qualche partita in casa era meglio. Invece hanno visto Ritiro quelle pre-partita. Come ormai consuetudine, prima delle partite importanti c'è stato un mini ritiro, utile per concentrare e cementare il gruppo. In città è stata un'idea per nulla scaramantica. Perché non portare in ritiro la squadra da oggi fino alla fine dei playoff? infatti ne stiamo parlando, ma magari. Guardare avanti, Antonio, guardare avanti. Noi guardiamo avanti. A bocce ferme adesso si può tornare a guardare avanti. La società si era sempre dimostrata tranquilla, nonostante il baratro fosse vicino. Arroganza, incoscienza, sicurezza nei propri mezzi, una diversa visione del calcio? Oppure la squadra è riuscita ad uscire da questo cul-de-sac con finalmente un sac de cul? Chi lo sa? Questo Vediamo. ai posteri. Ai posteriori. Ambiente tossico. Nonostante una squadra scandalosamente in lotta per non retrocedere, il tifo / bancomat ha fatto registrare nuovamente il quasi tutto esaurito. Malgrado la vittoria, però, sono piovuti i fischi dalle curve. Per disintossicare l'ambiente serviranno adesso 2 cose: impegno e professionalità. Pensavo anche una TAD, però. Anche quella. Adesso la metterà, ce la facciamo. Celli pare guarito. È ritornata la memoria. Dopo un duro contrasto di gioco ad inizio partita, al difensore Celli è tornata finalmente la memoria ed ha ricordato come si gioca a calcio. Come si vede dalle immagini. Appena ricevuta un'evidente fasciatura, il terzino ha scosso la testa ed i ricordi sono affiorati come Vaccarelli dopo la pioggia, riprendendo a giocare con la stessa sicurezza di un tempo. La sua rinascita ha ispirato la squadra, dimostrando che, ricordando di mettere impegno, si può anche giocare a calcio e vincere. Bravi. Può capitare. Stavolta sono stati bravi. Passiamo adesso all'Osservatore Paesano, questo quotidiano sportivo / religioso. Aspettate un attimo. Che intitola 4-5 colonne: San Pietro Cianci apre le porte della salvezza. Come si può vedere Pietro Cianci lì sulla traversa che è apparso ai tifosi. Stile mitico film. Sì, stile mitico film. In basso invece sono le preghiere di Padre Cillitta per il proseguo nei playoff.
per i playoff servirà un miracolo dell'abbessamento delle teste. Chissà che si abbessiano le teste e magari fanno l'esploit in questa stagione. Ci potremmo fermare qui e poi mandare l'altra metà a quando... Sì, ci fermiamo qui ragazzi, un paio di minuti e prima della sosta vediamo di tornare di nuovo da voi. Alessandro, andiamo a vedere le pagelle, così poi ci dedichiamo tutto ai playoff. Sì, vediamo le pagelle, prima il migliore però. Sì, assolutamente. No. Partiamo come sempre con il migliore in campo, che per l'ultima partita è stato Emanuele Cicerelli con voto 7,5. Vagliasindi scrive: l'arciere che scocca tutte le frecce più nocive per Manfredini. Nonostante il dispendio fisico, è sempre lucido nella selezione della prima giocata, su cui costruisce la superiorità numerica, non sfruttata personalmente per questione di centimetri. Delizioso in versione assist man, non solo sul corner del gol vittoria, ma per la continuità delle proposte spedite in area di rigore. Simonetti non lo prende mai. E adesso andiamo al nostro campetto, vediamo il voto attribuito a Zeoli, un bel 7. Procediamo con Furlan, voto 6,5. A Castellini 6,5, 6,5 anche per Monaco, 6 per Celli. Poi 7 a Bua, 6,5 a Zammarini, 7,5 per Quaini, 6 a Welbeck. Cicerelli voto 7,5, per Di Carmine voto 6, 7,5 per Cianci. Allora, un breve giro, parto da Angelo a fare il paio con quelle che erano state così le impreviste decisioni di Zeoli della settimana precedente. Stavolta ci stupisce con degli effetti speciali, perché se vediamo il campetto mette una squadra in campo con un sistema di gioco diverso da quello che era stato annunciato. Questa è una vecchia abitudine, ormai è stata mutuata, presa in prestito dal tempo di Cristiano Lucarelli, e ha messo in campo una squadra che aveva sì 3 difensori centrali, ma aveva un'aggiunta, aveva Quaini che stava dietro, fluttuava, e che ha secondo me fatto una delle migliori partite. Probabilmente sarà un sistema che da qui ai playoff il Catania dovrà certamente ancora di più affinare, ma potrebbe essere questa una chiave di lettura fin tanto che di davanti non si sbloccherà Peralta, che probabilmente è uno di quei giocatori che invece intanto è fermo ai box. Esatto, difficilmente lo rivedremo in campo nell'ottica di in questa stagione, nell'ottica di un miracolo, Alessandro, ma altrimenti quella potrebbe essere una delle soluzioni che permettono a un altro giocatore che ha fatto una bella partita come Cicerelli di sviluppare quel gioco che probabilmente mette le condizioni gli attaccanti di segnare. Ovviamente al netto di disattenzioni difensive, ieri ottima la prova del portiere, ottima la prova di Monaco, che rimane, come mi insegnava Michele, il classico giocatore di Serie C. Cioè, se tu devi pensare a un giocatore, a un difensore, un difensore, un centrocampista di Serie C, devi pensare a un giocatore come Monaco, che magari non avrà il piede perfettamente affinato con grandi giocate, ma rimane un giocatore di carattere, di testa, d'orgoglio e di temperamento. C'è uno che sta lì in campo e che comunque... vorrei sentire Michele su questo tema. Su quale tema? Sul tema delle pagelle. Sulle pagelle. Ma io personalmente, ripeto, a parte qualche giocatore completamente fuori fase come Di Carmine, che fa reparto senza dubbio, probabilmente crea degli spazi perché si porta da presso qualche difensore, però diciamo ancora non mi sembra il Di Carmine che ricordavo io. La partita ieri, per carità, cosa vogliamo discutere? Cioè, è stato indovinato praticamente tutto, il sistema di gioco. La posizione di Cicerelli sicuramente che era diversa rispetto al solito. Quaini che nel campetto viene schierato a centrocampo, ma in realtà era proprio l'ultimo uomo davanti al portiere praticamente. Sembrava il famoso libero dei tempi passati, no? Cioè, alla Beckenbauer. Alla Beckenbauer. E quindi non si può comunque trovare qualcosa che non funziona nella partita di ieri. La squadra ha giocato per come doveva giocare contro una squadra che, per carità, non si è impegnata alla morte, ma giustamente, anche perché ormai aveva pochissime speranze, visto anche che l'Avellino era in vantaggio da questo punto di vista,
ma se mi permettete, qualora il Catania dovesse arrivare nei playoff, l'unica squadra che onestamente mi preoccupa di tutto quel novero di squadre lì si chiama Lanerossi Vicenza. È la squadra più forte in assoluto. Le altre, tutto sommato, io l'ho viste giocare, tutto sommato sono squadre difficilissime, per carità, ma comunque in ogni caso abbordabili per il Catania, che ricordiamo contro il Benevento ci ha vinto soltanto 4-0 fuori casa e 1-0 qua. E questo vale anche per il Padova. Non l'abbiamo vista, Con l'Avellino la palla non l'abbiamo vista, né all'andata né al ritorno. Ma non mi sembra comunque questo... ma non abbiamo visto palla, né all'andata ha sicuramente un signor dirigente, un professionista di quello più che conosciuto, parliamo di Perinetti, insomma uno che mastica calcio da tantissimi anni, ma non mi sembra una squadra... Io penso che è il giocatore più forte di tutti i playoff, che sia Sgarbi, che è un giocatore che nessuna squadra di queste 28 ha. Un giocatore fortissimo. Però il Vicenza è un... Sì, Vicenza ha una rosa complessivamente allora, ragazzi, di livello è una questione di rosa, è una questione anche di storia, peso. di storia del calcio. Ricordiamoci chi è il presidente, il signor Diesel. Quindi a fronte di questo, ma dico, è una squadra che ha tradizioni, che ha pubblico, che ha seguito, che ovviamente vuole tornare nel calcio che conta. È una squadra che ha una enorme autostima, nel senso che andare nello stadio del Vicenza e immergersi in 100 anni di storia. Guarda che il campionato comunque del Vicenza non è iniziato bene. No. Assolutamente. È saltato anche l'allenatore, c'era Baldini, ricordiamocelo. Esattamente. Ora hanno preso Vecchi, che voglio dire aveva vinto il campionato con la Feralpi Salò, quindi è un allenatore che conosce determinate dinamiche. Guardate che sempre il signor Rosso di soldini ne ha spesi da qualche anno a questa parte, e ancora il campionato di Serie C non lo ha vinto, perché vincere un campionato di Serie C è cosa estremamente complicata. Ma anche il presidente dell'Avellino ne ha spesi parecchi soldi. Per carità, anche Perinetti non pensava anche che il Catanzaro aveva speso vagonate di soldi prima di salire in Serie B. Anche Pelligra li ha spesi quest'anno. Questo è il primo anno. Allora, non è detto che il primo anno ci dobbiamo siano fermare tutte di nuovo, rose e ci dobbiamo fermare di nuovo, poi torniamo dai cugini. Angelo, volevi dire qualcosa? Assolutamente. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi andiamo dai cugini e poi apriamo diciamo, i giochi sui playoff e la finestra chiaramente sui nostri telespettatori con Naomi. A fra pochissimo. Eccoci, siamo Grazie di nuovo L'anarchicomicale. L'anarchicomicale, un attimo adesso andiamo dai cugini, colleghiamoci con i cugini, adesso riprendiamo anche Michele in studio, tranquillo, non vi preoccupate, adesso Michele riconquista il suo posto, andiamo dai cugini, dai ragazzi. Quindi, visto che ci sono state le pagelle, le facciamo le contropagelle, Lanciamo lanciamo le contropagelle. Ciccio, se vuoi lanciare le pagelle. Siamo pronti? Vai. Andiamo. La gioia della sagità. Fu l'anno 2, c'era un malo di ronda panza che ci scassava tutto lo stomaco. Una para di centimetri più sotto e poteva ir a cantare che cugini di campagna. Scelli 1,5. Ma allora ce la fai a giocare? Saimi 1,5. Chiusura, anticipi, scippate riperi, scivolate, caccagnate, sombrero, io combustato. Fici veramente una bella partita. Fosse la terza o la quarta quando si io Tabiani. Web che ci è in mezzo. Finalmente fu convocato la sua nazionale dogana per fare atletica leggera, maratona, 400 ostacoli, 3000 siepi e soprattutto salto con l'asta, visto che già l'asta all'avi. Doi 2,5. Dall'ultimo minuto fece scompare il pallone e si la bandera come se ci avesse sparato. Forse provavo a capire che stiamo giocando a andarci. Chirico 0. La settimana prima io all'Ikea accattavo mobile Spogliatoiland. Non lo sappiamo andare. Attaccavo a fare voce e poi sfasciavo tutto cose. Le istruzioni però erano chiare. A uscire da piedistallo e a montarla assieme a tutte le auci. Di cammine quaccio, non zondetto, si vede che chi non racciacchi. Quando pure pare che scaccia ova. Cianci 7,5. E l'ombre salvezza,
con un muestro de gol e l'ombre che mai ha passato e l'ombre che en la si sierve come il pane. Zeo licendo, fosse cosa di imbegallo un do muro, a gammona che fine per completare Morales. Allora ragazzi, stasera devo dire che siete stati piuttosto cattivelli. Il voto è inversamente proporzionale alla prestazione. Certo. Soprattutto il salto con l'asta era abbastanza... un richiamo ufficiale. Un cartellino che è a metà tra giallo e arancione. Volevo introdurre quello blu. È la sospensione a tempo. A proposito di cartellino. Un attimo, forse c'è qualcosa da aggiungere? Sì, vogliamo leggere una mail? Sì, tanti a Secutaware ci chiedono quale potrebbe essere il logo più idoneo per il ritiro. Direttore Micale, sempre per lei. Sempre. Secondo lei sarebbe meglio farlo a Belpasso, a Madonna degli Ammalati, compreso gli Richetti, la Siberia e Lourdes. La Siberia non è male. La Siberia mi sembra un posto ideale. Anche per la tonicità, direttore. Siamo più tonici. No, a parte gli scherzi. Comunque certamente se devono fare un ritiro è bene che lo facciano a distanza siderale da Catania. Giusto. Va bene, grazie ragazzi. A proposito di cartellino, il signor Frascaro di Firenze è il miglior arbitro che ho visto quest'anno. Bravissimo. Ma i cartellini non c'entrano però. No. Nella gestione della partita è stato patanite, ragazzi, perfetto, fatto una direzione perfetta. Un attimo vorrei andare da Naomi. Angelo, buona esperienza. permettimi un attimo, andiamo da Naomi così qualche messaggio e poi dobbiamo per forza entrare sui playoff. A tutto playoff. Tutto playoff. Ma mia moglie è in preda ad una crisi di gelosia perché da sabato sera ho la foto di Cianci sullo sfondo del mio cellulare. Chissà perché. Però lo vogliamo vedere, no, questo telefono? È Cianci o è Jessico Calcetto? Cadono gli altarini. È una squadra camaleontica, questa è la verità. Può darsi perché Grella gli disse che avrebbe fatto la resa dei conti ed era pure ora se glielo disse Grella. Ma quando è Niuro Patanè? Ecco, questa è una tematica che devo dire è diffusa nei messaggi di oggi, tanto che scrivono Patanè si sta trasformando in Alain Bey e noi abbiamo con l'aiuto della regia rintracciato la foto di questo Alain Delon, non lo so, Alain Bey, lui con la maglia del Catania, effettivamente per come è nero oggi Patanè. Vabbè, adesso Angelo, torniamo Patanè, Micale, Alessandro, torniamo adesso, torniamo mi manca un Patanè. Devo andare in Turchia, ecco. Ma se andiamo in Serie B vai in ti Turchia. Prometto che vado in Turchia. Vabbè. No, è così. Come facciamo a sapere che vai in Turchia? E torno con la chioma bionda. Torno col ciuffo. Vabbè, adesso Alessandro, andiamo sui playoff. Iniziamo dalle 28 classificate che accedono ai playoff. Quindi vediamo la lista di tutte le squadre. Girone per girone. Ecco, vediamole insieme. Abbiamo riso, adesso facciamo i seri. Le squadre qualificate playoff partendo dal girone A, dal secondo posto del Padova, seguendo con Vicenza, Triestina, Atalanta Under 23, Legnago, Giana Erminio, Pro Vercelli, Trento e Lumezzane. Girone B, Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Pescara, Juventus Next Generation, Arezzo, Pontedera e Rimini. Per quanto riguarda il girone C, Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, Cerignola, Giuliano, Crotone e Latina. Più il Catania, che è vincitrice della Coppa Italia Serie C. Se possiamo tornare un attimo su questa prima schermata per due considerazioni. Sabato il collegio di garanzia del CONI discuterà il ricorso del Taranto, che in caso anche di parziale accoglimento potrebbe rimescolare le carte tra il terzo e il quinto allora posto. Dovremmo vedere anche la classifica generale. Sì, diciamo possiamo così andare, ci meglio. Possiamo andare al volo sulla classifica generale e poi torniamo su questa. È stato penalizzato di 4 punti. 4 punti, però c'è un precedente che la Sampdoria per una fattispecie analoga ne ha avuti 2. Perché è stato reato continuato, cioè in un adempimento continuato. E quindi se questa tesi giurisprudenziale fosse recepita al collegio di garanzia, con 2 punti in più il Taranto sarebbe a 67, diventerebbe terzo, facendo scalare il Benevento al quarto posto e la Casertana al quinto posto. Torniamo alla precedente schermata per un'altra considerazione. Spieghiamo che proprio per questo motivo i playoff slittano perché ovviamente. bisogna aspettare
che il svitano collegio sicuramente. No, sono stati ricalendarizzati questo motivo perché il ricorso verrà discusso sabato alle ore 14:30. Torniamo su questa slide per farvi tenere a mente le posizioni di ogni girone, secondo e terzo posto, perché sono importanti poi per quello che vedremo dopo. Allora, il girone A al secondo posto c'è il Padova, nel girone B la Torres, nel girone C l'Avellino. Al terzo posto nel girone A c'è il Vicenza, nel girone B la Carrarese, nel girone C o il Benevento o il Taranto. Quindi adesso andiamo alla schermata successiva, sono le date dei playoff che proprio sono state ufficializzate oggi alla fine del consiglio direttivo della Lega Serie C. Vai Naomi. Verranno disputati in 2 turni per quanto riguarda la fase playoff del girone. Gara unica martedì 7 maggio e gara unica del secondo turno sabato 11 maggio. Fermati un attimo Naomi, significa che nei 3 gironi si affronteranno dalla quinta alla 10ª classificata e poi le vincenti di queste 3 partite di ciascun girone insieme alle quarte si affronteranno nel secondo turno e le vincenti passeranno poi al playoff nazionale. Andiamo con le altre date. Tutto questo non interessa per il momento al Catania, però da questo giro di partite uscirà l'avversario del Catania. Andiamo sulle altre date. Andando alla fase nazionale dei playoff, il primo turno, gara di andata prevista per martedì 14 maggio, la gara di ritorno per sabato 18 maggio. E qui, scusami Naomi, il Catania scenderà in campo il 14 maggio giocando la prima partita in trasferta e giocherà la seconda partita, quindi la partita di ritorno, sabato 18 maggio al Massimino. Spieghiamo pure Alessandro che è l'unica partita dove in cui sarà testa di serie. Parte come testa di serie, che è come vincitrice della Coppa Italia. Che è un vantaggio non indifferente perché sarà l'unica partita che al Catania verrà permessa ipoteticamente anche la possibilità di pareggiare all'andata e al ritorno con lo stesso risultato e passare il turno come testa di serie, ed è l'unico turno in cui il Catania insieme a tutte le altre terze hanno questo beneficio. Sì, e ora lo spieghiamo meglio. Sì. Andiamo sulle altre date, Naomi. Si scende in campo per la gara di andata del secondo turno martedì 21 maggio, mentre il ritorno è previsto per sabato 25 maggio. Fermati un attimo, in queste 2 partite entrano in gioco le seconde classificate. Quindi accedono a questo secondo turno le vincenti del primo turno, dove il Catania, abbiamo detto prima, sarà testa di serie. Vicenza, Carrarese e Benevento o Taranto, mentre nel turno successivo entrano in lizza le seconde classificate, Padova, Torres ed Avellino. Andiamo avanti. Per quanto riguarda le date del Final Four, le semifinali, gara di andata martedì 28 maggio, gara di ritorno domenica 2 giugno, la finale, gara di andata mercoledì 5 giugno, il ritorno è previsto invece per domenica 9 giugno. Allora, lo stravolgimento del calendario ufficializzato oggi alla Lega C ha determinato 2 conseguenze. Se possiamo tornare sulle date al volo, allora la prima è che rispetto al calendario iniziale il Catania avrebbe giocato l'11 e il 14 maggio, quindi a distanza di 3 giorni. In questo modo invece il primo turno avrà 4 giorni di distanza tra la partita d'andata e quella di ritorno. Inoltre la finale, le 2 finali sono state accorciate come distanza temporale l'una dall'altra, perché in origine era l'andata il 2 giugno e il ritorno il 9 giugno, mentre in questo caso la finale d'andata sarà il 5 e quella di ritorno il 9. Andiamo adesso proprio alla formula dei playoff per spiegare ancora meglio cosa può accadere. Quindi primo turno, fase nazionale, 10 squadre, di cui le 3 terze, la vincente della Coppa Italia e le 6 qualificate dai playoff del girone. Ci saranno 5 teste di serie. Che cosa sono queste teste di serie? Le 3 terze, la vincitrice della Coppa Italia e la qualificata dai playoff del girone con la miglior classifica. Le teste di serie non possono affrontarsi tra di loro, giocano in casa la partita di ritorno e superano il turno in caso di parità nella differenza reti al termine della gara di ritorno, senza la disputa dei tempi supplementari. Facciamo un esempio banale. In questa fase entra in gioco il Catania. Catania sarà testa di serie, affronterà una delle squadre che usciranno dai playoff del girone. Spieghiamo Alessandro, che non è chiaro a tutti, che là ci sarà il primo sorteggio, cioè finita
la fase dei playoff del girone, ci sarà un sorteggione che designerà l'avversario delle squadre, di tutte le squadre, teste di serie del playoff, di quel turno, del playoff nazionale del primo turno. Allora, Quindi, andando all'esempio che stavamo per fare, immaginiamo che per sorteggio al Catania venga abbinata la Casertana. Allora in quel caso si giocherà l'andata a Caserta, il ritorno a Catania. Nel caso in cui queste due partite si concludessero come differenza reti in parità, al 90esimo la partita di ritorno passa il turno il Catania. Okay? Non ci sono supplementari? Non ci sono né supplementari né calci di rigore. Benissimo. Andiamo con la slide successiva. Quindi il secondo turno, fase nazionale, 8 squadre, le 3 seconde e le 5 qualificate dal primo turno del playoff nazionale. 4 sono stavolta le teste di serie, le 3 seconde e la qualificata dal primo turno nazionale con la miglior classifica. Fermati un attimo, perché qui dobbiamo spiegare una cosa. Qualora il Catania superasse il primo turno del playoff nazionale, non potrà mai essere testa di serie in questo secondo turno, perché si prendono ovviamente teste di serie, sono le 3 seconde più la miglior classificata che proviene dal primo turno. Siccome il Catania è entrata con la peggior classifica delle 28, perché è arrivata 13ª, non potrà mai essere testa di serie. Questo lo dice l'articolo 49 delle NOIF. Nel campionato. Non vale più il fatto che ha vinto la Coppa esatto. Italia, cioè vale solo per il primo turno. Andiamo avanti. Final Four, 4 squadre, le vincenti. No, possiamo restare sul secondo turno per spiegare cosa può accadere. Cosa può accadere? L'andata, vabbè, ricordiamo che è martedì 21 maggio. 4 teste di serie arrivati qui, poi ribadisce il concetto di qual è il vantaggio per le teste di serie, e il criterio è lo stesso che abbiamo visto per il turno precedente. Rifacciamo un esempio. Poniamo che il Catania venga abbinata all'Avellino. Va bene? Sempre no, in questa fase sì, all'Avellino. Possiamo copiare. In questo caso giocherebbe al Massimino l'andata. Anche perché c'è un sorteggio prima, quindi a questo punto non è più testa di serie il Catania e può capitare con l'Avellino. Può capitare con l'Avellino, sarebbe andata a Catania, ritorno ad Avellino, e in questo caso se al termine delle 2 partite la differenza reti fosse in parità, passerebbe il turno l'Avellino, senza la disputa dei tempi supplementari e dei calci di rigore. Quindi abbiamo capito per essere chiari che nella prima e nella seconda fase nazionale non ci sono né tempi supplementari né calci di rigore. Vale il principio per cui passa meglio la testa di serie e il Catania è testa di serie soltanto in una di queste 2 fasi, cioè la prima fase in qualità di terza, non lo sarebbe nel secondo passaggio, dove invece testa di serie non è. Allora, un attimo, io chiedo, siccome poi mancheranno pochi minuti, riprendiamo da qui. Ci fermiamo qui, dobbiamo andare in pubblicità, così riflettiamo, cerchiamo di fare nostro. La gente si è suicidata la testa mi sta girando, altro che teste di serie. Allora lunedì scorso ne avevamo persi già da mezz'ora almeno. Si sono dimezzati gli ascolti. Andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo. Allora Alessandro, riprendiamo mentre ci sono un paio di messaggi che arrivano da casa che stanno incominciando veramente ad abbandonare, nel senso vuol dire che non riescono più a seguirci. Ma c'è gente solamente svenuta davanti a Però vi possiamo dare una bella notizia che non fa parte dei numeri. La bella notizia è che arriviamo vicini al calcio che conta, perché queste partite avranno il VAR o la VAR tutte quante, cioè a questo punto l'incazzatura che a volte abbiamo nei confronti di arbitri che non vedono il calcio di rigore, a volte sbagliano anche quelli alla VAR, attenzione. D'accordo, però ci avviciniamo ad un calcio che un format comunque ha di meno margini di errore, allora lì probabilmente vale più il merito. Torniamo a quella slide del playoff nazionale, il secondo turno. Torniamo alla slide, riattiviamo i criceti del nostro cervello. Dove eravamo rimasti? Alla fine di questa fase non ci saranno più teste di serie, il sorteggio stabilirà teste normali, nemmeno, ma infatti alla fine di questa puntata non ne avremo più. Naomi, dobbiamo dire che siamo già arrivati alle semifinali, cioè siamo già arrivati da 28 ne sono rimaste 4. Ne sono rimaste 4, quindi andiamo avanti. Quindi ancora per il momento non è successo niente, però
Però Noi spieghiamolo. Stiamo visualizziamo. Il sorteggio in quel momento stabilirà il tabellone con gli accoppiamenti delle semifinali e l'ordine di disputa delle gare di andata e ritorno sia delle semifinali che delle finali. Quindi sorteggio integrale, qui non ci sarà diciamo, nessun privilegio per chi si è classificato meglio in campionato, si sorteggerà un tabellone con 4 squadre dove verrà stabilito chi giocherà in casa l'andata e il ritorno e così anche in proiezione sulla finale. Ovviamente. E andiamo proprio a questa Final Four, 4 squadre, le vincenti delle gare del secondo turno del playoff nazionale, semifinale di andata martedì 28 maggio e ritorno domenica 2 giugno. In caso di parità nella differenza reti al termine dei 90 minuti della gara di ritorno si disputeranno tempi supplementari, in caso di ulteriore parità calci di rigore. Questo perché non ci sono le teste di serie, giusto? Promossa, grazie, ho capito io. Ha subito compreso tutto del regolamento. E questo la dice lui, dire che è stato bravo Maria Cindy. Mentre per le finali, andata mercoledì 5 giugno, ritorno domenica 9 giugno, in caso mentre per le finali esatto. pure. Mentre per le finali fine, pure. esatto. Tutto chiaro? Sì. Guarda, devo dirti sinceramente che da casa stanno prendendo un moment, aspirine e cose varie. Come dicono dalla regia, in realtà una specie di catalanata. Per arrivare in Serie B il Catania può pareggiare una sola partita e ne deve vincere 4. Basta. È chiaro, adesso il concetto è molto semplice. Allora, per arrivare in Serie B... Dipende con quale punteggio. Può pareggiare una partita, che è quella del primo turno, e da quel momento in poi le deve vincere tutte. E in questo massacro, diciamo, di partite, ovviamente ci sarà una evidente decimazione. Allora, dopo che ci siamo, diciamo, distrutti il cervello, qualche cosa di leggero. Ragazzi, mancavano un paio di prime pagine, però io vi chiedo soltanto i titoli, solo i titoli. Abbiamo un minuto per voi, da questo momento un minuto, Vai. Vabbè. Andiamo con il resto del librino. Il librino che intitola Ucatania Sedrizza, Pina Tinta Salvezza. Esatto, questo è il titolo del resto del librino, ma andiamo con la chiosa del direttore Pittera. La chiosa del direttore Pittera è giusto, ci sta che come potta chiunare la salvezza del genere, questo sempre il padre. Esatto. Cioè, non potevo andarmene a casa senza la chiosa di Pittera. Esatto. Andiamo col Corriere della Fera. Che sarà, scusami, la prossima spalla tecnica al posto di Carlo Breve. Lo possiamo ufficializzare già da oggi. Che intitola Il Catania è salvo, sparamoci boom. Esatto. C'è una piccola anche notizia, voglio leggere a proposito del tre col direttore, che c'è un audio per Gagliano. Anche Gagliano è uscito fuori un audio. Sì. Circola un audio in cui Gagliano si lamenta con un certo Nando. Dopo le lamentele di Patanè riguardo al poco spazio a disposizione. Gagliano lo ha convocato nel suo ufficio. Alla domanda hai qualcosa da dire? Invece di rispondere non ho niente da dire, Patanè lo ha trattenuto per 72 ore consecutive. Inoltre Gagliano ha cercato di discutere dell'accaduto con Cicalini, il quale gli ha detto di tornare dopo perché stava guardando Netflix. Anche Cicalini. Bene, ragazzi, davvero grazie stasera. Adesso vorrei andare da Nomi per un po' di messaggi, così leggiamo. Scrivono per quanto ho fatto fino ad ora. Io m'ambriagai, io mi sarei dovuto ubriacare invece prima. Mi battevo testa, scrivono, altro che testa di serie, Forza Catania, Paolo Famoso. Anche all'ultima giornata il direttore Gagliano è sempre di gussa e ha sempre da fare. Gagliano effettivamente qui dalle 6 del mattino, ci credo, sfido pure te. Dalle 6 del mattino di 2 giorni fa, non di oggi, esatto. Cioè, è facile, è dalle 6 del mattino di domenica. Angelo, tu sei calmo perché qua scrivono, non comprendo quello che ha detto Patanè, nemmeno noi la maggior parte delle volte, quindi non ci dici niente di nuovo. Teste di serie. Primo turno, secondo turno, ma siamo ai playoff Lega Pro o in Champions League. Si respira, come hai detto tu prima, effettivamente aria di grandi circuiti e quindi per il momento mi fermerei con questa chiosa. È finito con i messaggi? E che insomma, hai sempre qualche premura. altro messaggio, Ah dai. sì, grazie, ma mi sembra anche strano. La disciplina di Gagliano, l'autoironia di Patanè, la competenza di Maria Cindy, l'analisi di Carlo Breve, l'esperienza di Michele e la bellezza di Novi. Grazie, si è speso un sacco. La comicità dei cugini. Audience più che meritato, ci sentiamo in famiglia. Buonasera, a quali fischi e fischi, quando ho visto il Monterosi in vantaggio mi mancava non solo la voce ma anche il fiato e anche noi manca il tutto fiato. previsto, cara Nomi. Il vantaggio del Monterosi all'88esimo era proprio da copione. Era da copione. Una delle cose che insomma tutti quanti, un po' tutti E immaginavano. mentre il Monterosi segnava, Ciano colpiva la la parte traversa. alta. Lì c'è stato un momento
Un ultimo messaggio. L'ultimo positivo. Allora, Forza Catania, arriveremo in B. Un saluto da Santo, Verità, Mister Bianco. E proprio si chiama così lui, Santo Verità. Allora ti crediamo, Santo amico mio. Sulla parola. Sulla parola. Grazie a Santo, allora. Però scusa Angelo, un'ultima considerazione. Facciamo tutti i contenti. No, vi prego no. Nell'arco di tutti i 90 minuti Catania-Benevento, il Catania non è mai stato ai play-out. Cioè non c'è stato un momento di tutta, perché il play-out sarebbe scattato col vantaggio del Monterosi che è arrivato nel secondo tempo. Il Catania C'è stato nel un primo momento tempo. in cui, credo, adesso non vorrei sbagliarmi, però... Vincevano sia il Monopoli che la Turris. No, e vinceva il Potenza, credo stesse... No, 0-0. Stesse pareggiando. Sì. Quindi significa... No, ma se il Monterosi Monterosi pareggiava. Quindi non c'è mai stato un momento dei 95 minuti Catania-Benevento in cui il Catania è stato nei play-out. E non c'è stato un momento nei 96 minuti in cui il Catania è stato da solo in campo. 20.000 persone a tifare ininterrottamente. Lo dobbiamo dire perché altrimenti rappresentiamo uno stadio diverso rispetto a quello che c'è, banalizziamo e soprattutto censuriamo soltanto chi dopo correttamente può anche avere un attimo di dissenso. Allora io devo dire che non c'è stato un minuto in cui non siano arrivati messaggi, un minuto in cui la gente da casa non ci abbia seguito, un minuto con tutto il mal di testa. Con tutto il mal di testa, un minuto in cui l'affetto e l'attaccamento per questa trasmissione che è stata poi creata, attenzione, da Angelo Micale che è qui con noi stasera, con il supporto di Alessandro, di Angelo. Eravamo tutti insieme. Eravamo tutti quanti insieme. Quindi grazie davvero. Sì, una notizia che ci interessa sapere a tutti quanti voi. Quante edizioni di corner ci saranno a partire dalla prossima settimana? Adesso guarda, vi dico tutto, perché corner non si ferma, Patanè. Quindi anche se ci sono 2 settimane, 10 giorni di fermo, queste sono belle notizie. noi siamo qui. Belle in onda ogni sera. Ogni sera, pensate, voi dovete immaginare, faccio un esempio. Cioè il lunedì prossimo noi ci siamo. Che uno poteva farsi un po' è il 6 e noi ci siamo. Il lunedì successivo noi ci siamo. Che non c'è ancora. Perché sarà un corner, vedi qua ci sono le date. Partita. Esatto. Noi ci siamo perché il 14 il Catania giocherà e noi faremo una sorta di pre-partita con corner. Noi ci saremo anche venerdì 17, anzi no, venerdì 17 ci sarà preview. Sei sicuro? Perché torna Marco Caro. Poi ci siamo anche il lunedì successivo. E lì lo posso capire. Ma ci saremo sempre. Ma il lunedì prossimo che devo andare a mare? No, tu non ci devi andare a mare. Di sera dove deve andare? A pescare con Micale. Comunque, il allora, l'auspicio che ci sia un'ultima puntata di corner l'11 giugno. Questo è l'auspicio. Noi tifiamo perché ci sia un'ultima puntata di corner l'11 giugno 2024. Hai capito, Naomi? Sì, speriamo che ci sia. Mi rivolgo anche ai cugini, così chiudiamo. Siamo un po' in ritardo, però abbiamo riepilogato un po'. Solo una cosa, ma il 15 ci siamo o no, per esempio? Il 15 in che senso? Ma di che mese? Di luglio. Dopo la partita ci siamo, certo. Anche dopo la partita facciamo lunedì, ci siamo il 13, ci siamo il 14 con diretta stadio e poi ci saremo il 15 con corner. Ma a Ferragosto avete da fare quest'anno? Ci siamo sempre. Ah, ok. Non ci siamo nel pre-partita il 17 perché c'è preview con Marco Caro. Abbiamo chiarito tutto, spero di essere stato chiaro. Patanè, prendi appunti, mi raccomando. Va bene. Grazie, una buona serata per essere stati con noi anche oggi, questo lunedì. Grazie a Naomi, grazie ad Angelo Micale che aspettiamo, speriamo lunedì 11 giugno per la puntata conclusiva della stagione. Non vedo l'ora. Grazie ad Alessandro Vagliasini. Non è il 10 giugno? Lunedì? No, perché è sabato no. Mi pare che ci mancava solo questo. No, adesso non mi fate impazzire. Sono problemi però. Mi pare che sia il 9 giugno domenica. Se è domenica saremo. Guarda, domenica 9 giugno. Allora ci siamo il 10 giugno. L'auspicio è vederci il 10 giugno e l'11 giugno una grigliata a casa di Pittera. Perfetto. Va bene, d'accordo, il direttore ci inviterà sicuramente. A tutti una buona serata, grazie in regia a chi ci ha seguito. C'è Gaetano Marano dall'altra parte, c'è Fino La Leggia, c'è Ottavio Longo, c'è stato Massimo Ceraulo. A tutti voi la buona serata, fra poco c'è il telegiornale.